Siamo ancora a Piazza Armerina dove appunto il Siaz ha vinto questa sera contro Comiso. Gara 3, che emozioni Marco? Un passo indietro. Marco Ciancio, che emozioni ci dai? È stata un'emozione incredibile perché, lo dicevo, proprio la prima frase che ho detto al coach appena è suonata la sirena, ho detto ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo perché dal primo giorno, al 14 settembre, abbiamo dato l'anima, ci sono state le difficoltà, abbiamo superato le difficoltà, ci sono stati i giocatori che se ne sono andati, i giocatori che sono rimasti, infortuni. Penso che la prima partita Luca Savoca, prima che il titolare si infortuna, però lo dobbiamo hai visto quanta gente c'era, lo dobbiamo a tutti quelli che sono venuti. Oggi ci hanno seguito a Comiso a gara 2 avevamo 100, su per giù 100 persone che ci hanno seguito. Penso che ce lo meritiamo tutti noi come piazzesi, perché ci proviamo veramente, da anni, cioè ormai 4-5 anni ci proviamo, finalmente siamo dove meritiamo di essere. Giustamente. Adesso ti lascio l'Alfa, che è un bell'osso. Cioè l'Alfa lo conosciamo bene, non ci siamo mai scontrati di recente, però diciamo che conosciamo tutti i giochi, sappiamo chi c'è da temere, la prepareremo. Il coach Diamante è veramente il numero uno nel preparare le partite, come abbiamo preparato il Comiso prepareremo l'Alfa. Giustamente, sperando di portarvi anche i tifosi. Speriamo di portarci i tifosi a Catania, sono sicuro che ci seguiranno. È vero che Catania non ha un palazzetto grande come quello di Comiso, quindi magari non ci sarà la stessa possibilità numerica, però noi siamo pronti. Benissimo Marco, in bocca al lupo e complimenti ancora.